Inizierei il mio intervento andando a presentare i risultati della ricerca che abbiamo fatto sui dati che abbiamo raccolto da questa banca dati del Ministero che la dottoressa Fabbri so vi ha appena presentato nel suo funzionamento. E permettetemi di dire che spesso siamo ricchi di dati, ma li analizziamo poco. E mi verrebbe anche da fare una battuta. Sapete che spesso abbiamo queste nuove app che arrivano ogni giorno sui nostri cellulari. Ce n'è una che si chiama Vinted, che serve per mettere in vendita ciò che non usiamo più, no? Le nostre scarpe, le racchette da tennis, eccetera. Forse bisognerebbe inventare un Vinted anche per il patrimonio, diciamo, inutilizzato. Dal punto di vista pubblico, permettetemi questa battuta, la banca dati del Ministero è una specie di Vinted che abbiamo cercato, e poi Fiorella Angeli vi mostrerà come, anche di rendere leggibile e utilizzabile anche sui nostri cellulari, volendo. Ma il punto di partenza è una domanda importante, ed è come proseguire nel futuro dello sviluppo delle costruzioni, ancorché diciamo i bonus verranno prorogati, vedremo in che forma e in che modo, pensando a come mettere mano a ciò che è già stato costruito, e soprattutto pensando anche di superare un po' la logica del 110%, anche se ovviamente è una logica che al settore delle costruzioni è servita tanto, serve ancora tanto ed è stata molto positiva. La domanda viene perché in realtà, se noi traguardiamo il futuro di questo settore non nel breve termine, ma nel medio-lungo termine, abbiamo bisogno proprio di individuare ambiti operativi e anche capire se abbiamo già tutti gli strumenti e le soluzioni per poter affrontare queste sfide che ci pone il mercato, ma anche ci pone il territorio stesso con ciò che abbiamo costruito. Rispetto anche a quelle che sono le nuove domande sulle quali ho potuto cogliere quasi a pieno, diciamo, almeno in quel momento si sentiva bene, l'intervento che è stato fatto da Marco Marcattili. Allora, vado a condividere le slide che vi presento in rapida successione. Ecco, fondamentalmente gli obiettivi della ricerca sono quelli che vi ho appena detto. Da un lato abbiamo un grande patrimonio inutilizzato, sia pubblico che privato. Quello privato sul lato capannoni 5 anni fa lo abbiamo analizzato, i numeri girano ancora nei vari comunicati stampa che si leggono, gli 11.000 capannoni inutilizzati e abbandonati. E anche quella è una ricerca che stiamo aggiornando, e fra 2 mesi circa avremo i risultati di questo aggiornamento. Ma per quanto riguarda il patrimonio pubblico non si era mai pensato, mai diciamo analizzato a fondo, e grazie ai dati contenuti nella banca dati del Ministero abbiamo potuto analizzare a fondo, nel dettaglio, soprattutto georeferenziando le informazioni, che è un altro elemento importante che poi Fiorella vi mostrerà. Per quanto riguarda l'obiettivo, era anche quello di capire se effettivamente ci sono delle opportunità, e quali opportunità dal punto di vista economico, ma non solo economico, si aprirebbero da un riutilizzo di queste aree. Innanzitutto in Veneto abbiamo 58.130 unità immobiliari pubbliche e complessivamente si tratta di 35,6 milioni di metri quadri di superfici, una media di circa 68.300 metri quadri per comune. Diciamo questa è un po' la media del pollo di Trilussa, ma il dato interessante è che circa un immobile su 4 è stato costruito prima del 1945 e un altro 14% è stato costruito dopo il 2000. Quindi abbiamo anche un ampio ambito di edifici che sono stati costruiti tra il dopoguerra e i primi anni 2000. Questi edifici sono, in termini di numeri, per lo più residenze, ma anche edifici scolastici, uffici, magazzini, eccetera. Ma dal punto di vista delle superfici, quindi ciò che poi interessa realmente come dimensione il mercato, sono soprattutto edifici scolastici, impianti sportivi, ospedali, case di cura,
carceri, caserme, e poi arrivano, diciamo, con un 10% di superfici le residenze. Ciò che diceva Marcattili è confermato e anche forse amplificato nel dato Veneto, perché in realtà i comuni in Veneto sono proprietari per quasi l'83% degli immobili e e oltre il 45% delle superfici, quindi sono i soggetti primari ai quali fare riferimento. Ci sono altri due soggetti importanti in termini di superfici, sono gli enti locali del servizio sanitario, che comunque sono enti locali, e poi le città metropolitane e le province ancora degli enti locali, quindi enti vicino al territorio che potrebbero essere sollecitati in questo senso. Dal punto di vista del patrimonio pubblico inutilizzato, che è il dato diciamo più interessante e importante di questa ricerca, sui 53.000 edifici in realtà ne abbiamo 4.000, scusate, sui 58.000 edifici sono 4.900, cioè l'8%, quelli inutilizzati, dismessi o comunque inutilizzabili in alcuni casi, cioè che hanno anche condizioni di cattiva manutenzione e degrado. Da questo punto di vista, quindi diciamo che c'è una potenzialità di intervento molto interessante anche e soprattutto in termini, in termini di superfici, perché si tratta di 1.000.000, quasi 1.700.000 metri quadrati, 1.700.000 metri quadrati, e di questi una buona parte, un 26% ad oggi, secondo la classificazione che abbiamo rilevato nella banca dati, sono inutilizzabili. Il che vorrebbe dire che bisognerebbe andare verso quelle pratiche di demolizione e o ricostruzione da un lato, o di demolizione e rinaturalizzazione, ciò che ad esempio con le nostre leggi regionali è possibile fare anche creando quei famosi crediti edilizi da rinaturalizzazione, che sono uno dei cuori, diciamo, dei vari cuori dell'ex piano casa, oggi legge Veneto 2050. Per quanto riguarda la localizzazione degli immobili, altro elemento molto importante, diciamo che sono poche le superfici nei comuni di grande dimensione, sono più nei comuni da 10 a 50.000 abitanti, abbiamo il 67% di queste superfici, ma la superficie importante, quasi il 17%, sta nei comuni di piccola dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti. È chiaro che servono strumenti, supporti, aiuti e anche idee e incentivi per attivare un riuso da parte di questi enti locali. Qui vedete alcuni numeri riportati per quanto riguarda quanti edifici hanno diciamo in pancia, tra virgolette, i comuni, gli enti di previdenza e assistenza, e anche dal punto di vista delle superfici, quante ne potrebbero essere recuperate. E per quanto riguarda le destinazioni d'uso, io non guardo tanto il dato relativo al grafico a sinistra nella slide, ma guardo la parte a destra. Sono molto spesso caserme, ex carceri o fabbricati produttivi inutilizzati, o anche abitazioni o edifici scolastici, ancora ospedali e case di cura. Diciamo che l'elemento importante in questa slide che vi sto mostrando, in queste due fasce colorate, è quella superiore si riferisce al numero dei fabbricati, quella inferiore si riferisce invece alle superfici, che è il dato che a noi interessa di più fondamentalmente per fare le stime di mercato. È che nella seconda parte di questa fascia colorata, come potete vedere, i colori sono abbastanza accesi, sono molto accesi in alcuni casi, come nel caso delle carceri e delle ex caserme, che rappresentano un 17,4% di superfici che potrebbero già essere riutilizzate oggi. Ma queste potenzialità
oggi noi le possiamo vedere e non solo dal punto di vista complessivo numerico, ma vedere poi nel dettaglio di dove sono, quali sono, che caratteristiche hanno. Ecco, allora qui io mi fermo un attimo e lascio la parola a Fiorella Angeli, che è stata coordinatrice poi di tutta questa ricerca, e lascio a lei illustrare tecnicamente e anche dal punto di vista pratico come funziona il portale, che poi sarà reso disponibile penso nelle prossime settimane tramite il portale web di Confartigianato. Come ha anticipato il dottor Della Puppa, al lavoro di analisi, stima, quantificazione del patrimonio pubblico inutilizzato del Veneto e successivamente, come mostrerà, anche ad una stima degli impatti potenziali generati da un processo di riconversione in termini economici ma anche ambientali e sociali, è stato costruito e si è affiancato uno strumento digitale, una mappatura georeferenziata di tutti gli immobili che siamo andati ad analizzare e che all'interno della banca dati sono individuati come immobili inutilizzati. Attraverso il sistema di coordinate, quindi, ciascun immobile è localizzato puntualmente sul territorio regionale. Scusate, mi sentite bene? Perché ok. E a ciascuna localizzazione è collegata una serie di informazioni utili a potenziali investitori o interlocutori nel processo di valorizzazione. Quindi, ad esempio, passando sopra questo immobile si può vedere come all'immobile è collegata la localizzazione, le caratteristiche del bene che vanno dall'utilizzabile o non utilizzabile, l'epoca di costruzione del bene, eventuale descrizione del bene dove è presente e presenza o meno di vincoli che ricadono sull'immobile. Abbiamo poi la superficie lorda dell'unità immobiliare e poi la tipologia del bene. In questo caso non era presente. Spostandomi ad esempio su questo edificio vediamo che è un edificio scolastico, quindi anche la tipologia del bene collegato. E poi un'informazione molto importante è l'ente proprietario del bene. Oltre alla visualizzazione puntuale e generale su tutto il territorio regionale, la mappa è interrogabile, quindi attraverso una serie di filtri l'utente può selezionare e visualizzare solo gli immobili che rispondono a determinate caratteristiche. Ad esempio l'interesse ricade su una provincia, quindi attraverso il filtro provincia seleziono la provincia di mio interesse e la mappa zooma automaticamente ecco, scusate, qua la connessione, aspetta che riprovo. La mappa zooma direttamente sulla provincia selezionata. Una cosa interessante è la tabellina in basso a destra che mostra le quantificazioni totali del filtro selezionato. In questo caso quindi nella provincia di Belluno abbiamo 156 edifici inutilizzabili e 257 non utilizzati ma utilizzabili, e poi le superfici aggregate, ovvero di quanto ammonta in termini di superficie tale patrimonio. Ulteriori filtri sono il comune, quindi se abbiamo interesse di visualizzare in un determinato comune la presenza o meno di potenziali immobili da valorizzare e rimettere in valore, è possibile quindi attraverso il filtro comune selezionare un comune di proprio interesse. Ad esempio, cliccando su Abano, la mappa zooma direttamente sul territorio del comune di Abano e andando col cursore sopra ad ogni pallino si può vedere le informazioni collegate a quell'immobile. La tabellina in basso mostra sempre l'aggregato comunale. Ulteriori filtri presenti che potrebbero comunque essere ampliati sono ad esempio la selezione per epoca di costruzione, quindi vogliamo visualizzare ad esempio solo gli immobili di più recente costruzione che sono però inutilizzati e che potrebbero essere ad esempio oggetto di usi temporanei o da altre funzioni. Cliccando su epoca di costruzione, selezionando il periodo di riferimento, la mappa mostra esclusivamente gli immobili che sono stati costruiti in quell'epoca di costruzione e che attualmente non sono utilizzati. E ulteriore filtro disponibile è la destinazioni d'uso. Ad esempio siamo interessati a vedere la situazione del patrimonio pubblico inutilizzato in termini di edifici produttivi
produttivi. Selezionando fabbricati per attività produttive possiamo mostrare e visualizzare sulla mappa la localizzazione e anche le dimensioni. Questa San Donà, ad esempio, è un fabbricato per attività produttive di proprietà della Camera di Commercio e dell'Unione dei Comuni. Questo pallone gigante che vedete, che sono oltre 90.000 metri quadri, in realtà è tutta la zona di Porto Marghera nelle vicinanze, quindi è l'aggregato delle unità immobiliari. E i filtri sono ampliabili in base alle informazioni che noi colleghiamo all'interno del database. Si potrebbe aggiungere ad esempio il filtro relativo alle superfici, quindi io utente posso visualizzare solo un range di superfici che rispondono ad una mia necessità, ad esempio edifici da 1.000-2.000 metri quadri, quindi la possibilità anche di filtrare per superfici la mappa. Una questione molto interessante è che a questa mappa, che in questo momento mette in evidenza esclusivamente la localizzazione dei singoli immobili inutilizzati, potrebbero essere affiancate e inserite una moltitudine di livelli informativi che permettono di relazionare meglio la disponibilità di patrimonio inutilizzato e i bisogni che quel territorio ha, e quindi che potrebbero trovare spazio all'interno di questi immobili. La finalità di visualizzare su una mappa il patrimonio inutilizzato è duplice. Da una parte è uno strumento immediato, di facile lettura e che permette anche di avviare e attivare un processo un po' di sensibilizzazione su quello che è il fenomeno in Regione Veneto. Dall'altra consente anche di relazionare meglio la domanda e l'offerta, soprattutto relazionare anche gli interessi pubblici e privati, perché quando si parla di riconversione è inverosimile pensare che su questo patrimonio agisca esclusivamente il pubblico. E poi vi è anche la questione di attivare uno strumento di lettura un po' più fine, che permette di relazionare la presenza di un immobile inutilizzato ai bisogni che quel territorio offre, quindi alla presenza di una determinata necessità e bisogno si può verificare se in quel territorio vi è la disponibilità di un immobile che poi rilancio attiverà per ridare nuova vita a tutto il patrimonio pubblico inutilizzato. Ora passo la parola di nuovo a Federico Della Puppa, che mostrerà i dati, i numeri di un'eventuale rigenerazione di questo patrimonio, quindi in termini di investimenti nel settore delle costruzioni, in termini di opportunità per miglioramenti dal punto di vista ambientale e anche benefici sociali che un intervento di rigenerazione avrà sul territorio. Ripartiamo da dove mi ero fermato, quindi con la mappatura complessiva dei valori e in questo senso, scusate che sposto questa barra che magari ecco. Queste ultime considerazioni finali cercano di mettere assieme appunto gli elementi economici, ambientali e sociali che intervengono nel momento in cui noi andiamo a rimettere mano al territorio. E in questo senso i benefici economici stimati per il recupero di questi edifici, solo da parte degli edifici ovviamente, sono benefici economici diciamo aggregati da vari elementi, perché abbiamo fatto una stima ovviamente basata non sul recupero in toto degli edifici, ma alcuni edifici per loro caratteristiche non sono recuperabili, non lo sarebbero, soprattutto non sarebbero economicamente interessanti dal punto di vista del loro recupero, mentre potrebbe essere interessante invece una loro demolizione e rinaturalizzazione del terreno. Penso ad esempio a ex scuole costruite durante il periodo del baby boom, quindi scuole prefabbricate con standard assolutamente di bassissimo livello, oggi inutilizzabili, spesso però collocate in ambiti di quartieri dove la rinaturalizzazione ad esempio di quel terreno potrebbe portare alla costituzione di un piccolo parco pubblico, eccetera,
creando però comunque dei crediti da rinaturalizzazione che i comuni potrebbero portarsi in dote in questo senso, e gli enti andando a iscriverli dentro i vari registri registri dei crediti edilizi. Complessivamente stiamo parlando di un mercato potenziale, ovviamente con stime sempre prudenziali le nostre, non sono mai dei numeri sparati, diciamo, di circa 1,7 miliardi di euro, e questa è una cifra significativa perché mette in evidenza come già iniziare oggi un percorso di avvicinamento al recupero di questi edifici, perché poi ci vuole del tempo, però nel tempo potrà mettere in moto un mercato assolutamente interessante solo per quanto riguarda il lavoro sugli edifici. Ovviamente poi il recupero degli edifici si porta dietro degli altri indotti che qui non sono considerati perché abbiamo considerato solo gli effetti diretti. E poi ci sono gli benefici ambientali, cioè gli benefici che derivano ad esempio il primo dato che io metterei in evidenza è il dato che trovate nel punto 4 di questa slide: il suolo risparmiato nella nuova costruzione, cioè suolo che recuperiamo, e in questo senso inseriamo dentro un meccanismo effettivamente di economia circolare dell'edilizia, che è la cosa più difficile da fare, perché non è tanto la circolarità sui prodotti, sui materiali, è il problema che quando noi abbiamo edificato qualcosa, come io dico sempre, in Italia e in Veneto in particolare, più che un diamante, 1 metro cubo è per sempre. Ecco, nel momento in cui noi invece demoliamo e recuperiamo, in questo senso noi risparmiamo suolo per la nuova costruzione, e si tratterebbe di un risparmio molto importante, oltre al fatto che dai benefici ambientali di un recupero secondo i criteri di efficientamento energetico eccetera, noi potremo ridurre di oltre 30 milioni di chilogrammi all'anno di diciamo anidride carbonica, e quindi riducendo anche l'inquinamento. Scusate. Poi ultimo elemento di riflessione: recuperare questi spazi dà anche un'opportunità di ripensare al loro uso, e grazie anche oggi agli usi temporanei, ad esempio, sempre dentro gli elementi delle norme che abbiamo a disposizione, noi potremmo anche pensare che ciò che un tempo è stata una scuola non necessariamente deve essere oggi una scuola, può diventare qualcos'altro. Ciò che è stato un fabbricato produttivo pubblico oggi inutilizzato, domani potrebbe diventare un asilo, senza grandi problemi dal punto di vista, ovviamente i problemi ci sono sempre, ma sono molto più facilmente risolvibili oggi grazie alle norme che abbiamo a disposizione, anche sul riuso temporaneo. Molti di questi edifici potrebbero essere assegnati e riutilizzati temporaneamente per 3-5 anni, con interventi di recupero che poi possono prevedere ad esempio concessioni anche di più lungo periodo, in modo tale da recuperare i costi stessi, con una loro gestione, i costi stessi di intervento. Allora, credo che le opportunità che abbiamo di fronte sono moltissime. Questo è un primo punto di partenza per ripensare all'uso di ciò che abbiamo edificato e non usiamo più. Come dicevo in apertura, un po' il Vinted degli immobili, cioè mettere a disposizione le informazioni di dove sono gli immobili, che tipologie di immobili sono, quanti sono, e dare anche quindi uno strumento diverso, soprattutto alle associazioni di categoria come Confartigianato, per poter attivarsi sul territorio e iniziare dei percorsi di relazione e confronto con le amministrazioni locali, che come abbiamo visto sono i soggetti che hanno la maggior parte di questo patrimonio pubblico nelle proprie dotazioni.